Ezechiele, il cui nome significa fortezza di Dio, era un uomo dal cuore e dalla mente incrollabile. Dio stesso gli aveva dato una faccia dura come il diamante. Nacque in una terra chiamata Sarara, in Palestina, in un tempo di grandi turbamenti. Sul trono di Roma sedeva un re chiamato Tarquinio Prisco, mentre a Babilonia regnava Nabucodonosor. Ezechiele apparteneva alla tribù di Levi e come tale era sacerdote. In quegli anni i giudei soffrivano sotto la tirannia dei figli di Assur. Ezechiele fu condotto in esilio a Babilonia insieme a Geconia durante una delle deportazioni. Si stabilì a Tel Abid, un luogo sul fiume Cobar, dove viveva una colonia di esuli. Quando aveva circa 30 anni, Ezechiele ricevette una grande visione e iniziò il suo ministero profetico. Per almeno 22 anni fu la guida morale del suo popolo. Gli anziani di Israele si riunivano nella sua casa, poiché Ezechiele, come sacerdote e profeta, aveva su di loro grande autorità. Ezechiele era un grande annunciatore della parola di Dio. Non aveva paura delle minacce e non esitava a svelare i castighi di Dio per i suoi fratelli perfidi. Tuttavia, era profondamente commosso dal dolore del suo popolo e spesso piangeva e faceva lunghe penitenze prima di annunciare i castighi. Per amore del suo popolo, Ezechiele compì anche dei miracoli. Come Mosè aveva attraversato miracolosamente il Mar Rosso, così Ezechiele, con l'aiuto divino, attraversò il fiume Cobar con i suoi protetti, facendo annegare i Caldei che li inseguivano. In un'altra occasione, Ezechiele ottenne una pesca miracolosa per sfamare il suo popolo affamato. Con queste azioni dimostrò la sua grande fede e il suo amore incondizionato per la sua gente. La vita di Ezechiele fu coronata dal martirio. Fu ucciso da un principe di Giuda che egli aveva rimproverato per la sua idolatria. Il suo scopo era duplice. Prima della caduta di Gerusalemme esortava il popolo alla penitenza. Dopo la caduta, le sue parole erano di consolazione, promettendo la liberazione e il ritorno in patria. Il libro di Ezechiele è diviso in due parti. Nella prima annuncia i tremendi castighi di Dio contro il popolo eletto. Nella seconda, dopo la caduta di Gerusalemme, passa alla profezia di consolazione per Israele. Ezechiele è noto per il suo simbolismo ardito, che può sembrare oscuro. San Girolamo lo chiamava Oceano delle Scritture, labirinto dei misteri di Dio. Tuttavia, la sua oscurità diventa chiarezza di fronte alla realtà del regno messianico, simboleggiato da lui. Ezechiele rimane un faro di speranza e di forza, un esempio di fede incrollabile e di amore per il suo popolo. La sua storia è un richiamo alla perseveranza, alla fede e al coraggio di fronte alle avversità. Con il suo cuore puro e la sua anima indomabile, Ezechiele ha lasciato un segno indelebile nella storia del suo popolo e nella memoria di tutti coloro che cercano la verità e la giustizia. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.